Allora, la percezione iniziale era che fosse uno dei soliti corsi di formazione che si fanno, che sono più o meno tutti utili. Ci è stato chiesto di sviluppare un pensiero strategico che anticipasse quegli eventi, quei cambiamenti. Che cos'è il pensiero strategico? Prima di essere un metodo è un approccio, è un modo di pensare, un modo di guardare che si orienta a partire dalla visualizzazione degli obiettivi di medio termine e poi è capace di andare a ritroso per ricostruire la catena di azioni e di decisioni che ci permettono di raggiungere quel futuro immaginato. In altre parole, il pensiero strategico è un modo di pensare che favorisce il cambiamento e ci aiuta a gestirlo. Nel gennaio del 2020 è stato avviato il percorso formativo che abbiamo definito ITS in Veneto. La CISL immagina traguardi sindacali innovativi per il Veneto, pensando al Veneto del 2035. Quando è partito questo percorso è partito con un gruppo di 19 sindacaliste e sindacalisti provenienti da varie categorie, servizi e territori della CISL del Veneto. Ci ha insegnato forse anche ad affrontare con fatica la complessità e le dinamiche che poi si instaurano in una visione che non è solo quella del quotidiano, ma è una visione strategica, di prospettiva. Prevedere in qualche modo il futuro, no? Quindi immaginando degli scenari nuovi. Scenari che potevamo trovarci appunto da qui al 2035 a livello proprio locale, quindi a livello veneto. Ed è stato coinvolgente anche perché proprio ad inizio corso ho saputo di aspettare un bambino ed è stato per me, come dire, a maggior ragione ancora più incentivante, perché di fatto quello che guardavo, la cosa a cui andavo a guardare era il futuro di mio figlio prima di tutto. Persone diverse, provenienti da categorie diverse, da territori molto diversi, ma con sicuramente valori comuni. Qualunque partecipante si esprimeva nel suo mondo, era un formatore per noi stessi, nel senso che quando si sente parlare di attività di qualunque tipo di categoria o di altri servizi, per me era come avere un docente che mi spiegava qual era il proprio mondo. E questo fa crescere il rapporto di fiducia con i lavoratori, perché saper interpretare il futuro, dare elementi di ottimismo, dare elementi di autorevolezza in quella che è la prospettiva che i lavoratori si trovano di fronte, è sicuramente un elemento che aiuta il livello relazionale fra noi e i lavoratori e struttura l'elemento fiduciario tra noi intercorrente. È la capacità di organizzare questo modo di immaginare, cioè il poter capire come poter organizzare il pensiero che deve portarci a immaginare quello che succederà. Abbiamo capito che o ci mettiamo nell'ordine di idee di pensare nel lungo periodo alle trasformazioni, altrimenti soccombiamo. Questo corso mi ha dato la capacità di poter, insieme agli altri, provare a dare un ordine a questa immaginazione. È molto facile rendersi conto di quanto sia importante ragionare sul futuro. È molto difficile quando non si ha il tempo e la lucidità per farlo, perché la quotidianità assorbe
completamente qualsiasi tipo di energia ed ogni ritaglio di tempo, ed è fondamentale. Secondo me il sindacato deve pensare anche avanti, cioè deve dare un senso a un ragazzo che vuole iscriversi al sindacato, pensare in avanti e iniziare a pensare assieme al futuro, cioè non vivere le situazioni che arrivano a mano che arrivano, ma pensare anche di gestirle, di dare un ideale, di dare un senso a un percorso di iscrizione. Secondo me è una cosa nuova, anche un'idea di classe dirigente nuova. Gestire un rischio in fase emergenziale è sempre più costoso sotto tutti i punti di vista rispetto a un procedimento che li tenga in considerazione, che li gestisca nel medio termine. Parlando di questi scenari, poi tutto d'un tratto ci siamo trovati catapultati in quello che è stato uno scenario apocalittico, quello del Covid-19, che nessuno si sarebbe mai aspettato. La prospettiva era 2035, come avremmo visto il Veneto, il mondo del lavoro, la società con un ampio raggio, un lungo termine, e poi d'improvviso lo scenario praticamente ci è arrivato addosso. È stata mantenuta la veste di fondo, quella proprio di allenare il pensiero strategico, e parallelamente ho apprezzato anche poi proprio le modalità operative di questo corso, perché abbiamo alternato momenti in presenza con attività a distanza, che è un po' anche, al di là della pandemia, la formazione 2, 3, 4.0. Diciamo che era un qualcosa di straordinario rispetto all'impostazione sindacale normale, in particolar modo dell'ultimo decennio del sindacato, che ha dovuto rispondere con la crisi del 2008 alle emergenze, quindi fermarsi a ragionare sul futuro in un momento in cui pre-Covid, che c'era ovviamente una grossa aspettativa di poter individuare dinamiche di crescita e soprattutto di attività del sindacato in relazione a questo, era un elemento importante. Mi piace ascoltare il collega che è nei pensionati, perché ha evidentemente un punto di vista, un'esperienza tale che ti dà comunque un contributo, e altrettanto il collega giovane che è in categoria, che ha voglia di fare, che ha energia, che ha idee, che ha entusiasmo. E questi due approcci sono proprio quello che poi permette di poter trovare le soluzioni, le idee. In questo ambito io ho iniziato 3 mesi fa, e presso una multinazionale famosa. Ho iniziato lì il lavoro come rider. Abbiamo appunto valutato, dopo 3 anni, di metterci in proprio, creare una nostra cooperativa, riunirci tra noi rider di varie piattaforme. Il vantaggio della cooperativa è che paghiamo i contributi, abbiamo le ferie pagate, le malattie, gli infortuni. Non ero mai entrato in GIS, per dire, nel senso, conosciuta solo grazie a questo lavoro. Non avevo mai pensato di andare da uno sindacato, perché ovviamente il nostro settore non è un settore che, come tanti altri, hanno un proprio sindacato di base. Ci è andato veramente tanto aiuto. È facile fare sindacato dove si arriva facilmente. È difficile fare sindacato nelle piccole aziende, è difficile fare sindacato tra i giovani precari che entrano nelle fabbriche con l'agenzia interinale, è difficile fare sindacato nelle piccole comunità dove non esistono grandi realtà da rappresentare. Ecco, sono questi gli ambiti dove che noi dovremmo riuscire a concentrarci e concentrare la rappresentanza per portare la CISL al traguardo fra 15 anni. La squadra di lavoro che è stata costruita, che è stata pensata, secondo me è stato il valore aggiunto di questa esperienza. Uno, perché siamo comunque persone provenienti da ambiti diversi, da categorie diverse, da servizi diversi, da città diverse e quindi da realtà diverse. E seconda cosa, ti dirò la verità, che mi ha molto motivata è vedere una squadra di giovani all'opera.
c'è il fatto che si è voluto puntare sui giovani, e nei giovani includo anche totalmente Angelo Revorato, nonostante appartenga all'FNP, ma ha una visione più moderna di tantissimi altri giovani. C'erano giovani dirigenti della CISL che avevano un atteggiamento positivo di studio, di voglia di confronto. Abbiamo secondo me una propensione al cambiamento, abbiamo meno resistenza. Hanno qualcosa di diverso da dirti, che probabilmente tu non hai avuto modo di vedere o non hai avuto la capacità di cogliere. Abbiamo questa sensibilità del mondo che viviamo oggi, che è molto concreta, e quindi è bello che ci sia stata data la possibilità di metterci in gioco, ed è un investimento secondo me dell'organizzazione che ha fatto su di noi. In questi anni si sta perdendo il significato del sindacato, i giovani difficilmente riusciamo a portarli con noi. Abbiamo capito che o ricominciamo ad essere nelle strade, nelle periferie, nei luoghi di lavoro e a sentire il sudore quasi del lavoratore, la fatica che fa, e a trasmetterla nella comunicazione, altrimenti non riusciremo ad essere rappresentativi delle vere condizioni del nuovo lavoro, e quindi anche a poterli rappresentare con dignità e con il raggiungimento degli obiettivi che un sindacato si deve porre, di giustizia sociale, di rispetto delle persone, di centralità della persona. Io sono arrivato qui nel 99 e la guerra era ancora in atto in Kosovo quando sono arrivato qui. Durante la guerra in Kosovo, scappando in Albania, al confine tra il Kosovo e l'Albania, c'erano delle persone con una scritta Osce, che da bambino a me avevano dato la prima cosa che un bambino vuole. Mi avevano dato un pupazzo e dei biscotti, che dopo mesi e mesi di scappare da una parte all'altra è stato stupendo. E da quel momento, crescendo, ho sempre voluto fare un lavoro in cui mi sentissi utile per restituire quel poco che ho ricevuto in quel periodo lì. Mia mamma, da giovane delegata, che ha fatto il suo percorso da delegata volontaria nella ceramica, mi diceva: guarda Fabio, io da giovane mi sono impegnata come delegata perché speravo di creare un mondo migliore per i miei figli, che non vivessero le complessità che vivevo io. Quindi mi diceva, io mi alzavo alle 5 del mattino, andavo fuori dalle fabbriche della ceramica per dare un mondo migliore ai figli che ancora non sapevo che avrei avuto. Ecco, secondo me questo è un po' tornare a fare quello, magari non fuori dalla fabbrica, ma è l'occasione di ripensare il mondo per i nostri figli. Che cos'è il pensiero strategico? Potrei anche dire che è il contrario di questi struzzi. È essere quell'unico struzzo che ha la testa alzata e che non nasconde la testa sotto la sabbia. Questo vuol dire avere una serie di qualità. Prima di tutto capire che il futuro è praticamente il presente un pochino più tardi, cioè il futuro è già insito nelle azioni del presente. E vuol dire anche essere realisti, perché avere questo pensiero non vuol dire sognare solamente, bisogna immaginare i futuri, ma sapendo distinguere quelli che sono i sogni e quelli che sono invece i futuri possibili, quindi quelli verosimili. E in questo senso bisogna essere capaci anche di prendere in considerazione le necessità e gli interessi, il gioco degli interessi degli attori. E questi sono modi di pensare che ti permettono effettivamente costruire il futuro.